una da moda. O sarà gente non vive più amore. Perché mi fa morire. Facciamo amore dai dimmi di sì. Già se tu guarda mi fa impazzire. Non mi guarda con chi sto chiedo infuso. Sai che sbagliate perché sono geloso. State tranquilla che non sbaglio più. O può capire o per niente più. Facciamo pace ti prego. Voglio solo a te. Ma sta giornata da bambino si cambia la nada. Volesse ancora una canzone da voto. Venite su aspettando sotto la casa. Ma voi se stavo con la da voto. O sai che gente non vive più amore. Perché mi fa morire. Oh, ci siamo? Ci siamo, dai. Ci sentiamo chiaro e forte. Buongiorno Desiree, benvenuti a tutti. Buongiorno a tutti. Assolutamente, buongiorno Bella Radio, dunque, buongiorno a tutti belli di belle, ma buongiorno soprattutto bella gente, così come il titolo del nostro appuntamento giornaliero dal lunedì al venerdì, ma questa settimana comunque mi sa che facciamo la settimana lunga, perché comunque ci saremo alla vigilia, ci saremo al giorno di Natale, ci saremo a Santo Stefano, ci saremo sempre, ecco, ci saremo a Capodanno, ci saremo sempre a tenervi compagnia, anche perché in questo periodo di feste abbiamo deciso di non lasciarvi da soli neanche un singolo istante, neanche un piccolo momentino. Che sta succedendo? Che cosa sta succedendo? Il bello della diretta, il bello della diretta. È il bello della diretta, sono gli interventi che arrivano così all'improvviso senza neanche che te l'aspetti. Va bene, a questo punto io direi di andare subito in musica, ecco, così diamo modo anche di realizzare tutto quello che si deve fare. Ascoltiamo la prossima canzone è quella di Fabrizio Ferri, D'Incello, ed è con questa canzone che apriamo questa mattinata insieme, certo. Però vi vogliamo ricordare anche i numerini telefonici, lo 095 8739 658 e per i messaggini il 388 8292 88. A strada do cammino tu, io so per te, ho vietato da turno tu, io so per te che mi ha messo le patte di benedetta, so solo siamo uno, sei Mario, sei tutto per me, e tu rincerno cavo a me. Rincerno che non ho bene più, rincerno che appartiene solo a me e non ti stanca mai e non è. E tu rincerno che a me, rincerno che non sento niente di più, rincerno che stai meglio insieme a me e che sono pronto ora a te sposare. Tancerno tutte le gambe, ma c'è una cosa più bella si sta insieme a me, tu sei per me una storia che non può finire, vivo per te e non mi stanco mai per te, tu sei per me una vita nuova, tu siamo in benedetta. E tu rincerno che a me, rincerno che non ho bene più, rincerno che appartiene solo a me e non ti stanca mai e non è. E tu rincerno che a me, rincerno che non sento niente di più, rincerno che stai meglio insieme a me e che sono pronto ora a te sposare. Tancerno tutte le gambe, ma c'è nessuna me, non serve una cosa più bella.
va bene. Lui è Fabrizio Ferri con Dincil. Bella questa canzone, bella, Sì. bella, bella. Poi io sono comunque sempre catturata dalla biografia. Che bella questa cosa che avete fatto. Quella Che della biografia, sì. dobbiamo dare comunque, come si suol dire, lode a Sonny. Ecco, quindi ecco lui il quale insomma fa tutti questi lavori. Una bella idea. È lui quello che mette su tutto per quello che riguarda le immagini, la jingolistica, insomma tutto quello che vedete. Grazie a Sonny. Che sta sempre dietro quello le che quinte. sentite, quello che Sì. vedete è quello che sentite. Ecco, però dico, non va mai spesso citato, invece fa tante cose. Fa tutto praticamente, tutti i montaggi possibili e immaginabili, è lui che si occupa un po' Bravo, di tutto bravo quello che ha a Sonny. che fare con Bella Radio TV. Per cui dall'audio al video, eccetera. È un grande. Va bene, grazie sempre a Sonny, lo dobbiamo ringraziare Certo. ovviamente per la riuscita di tutto. Andiamo subito con le telefonate. La prima telefonatina. Esatto. Vediamo chi è, ascoltiamo. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao. Guarda, non dico Ciao, niente. come Questo... stai? Ciao, bene, Noi stiamo grazie. bene. Benissimo, Ciao, da ieri a tutto oggi. posto? Da ieri a Bene. oggi è cambiato qualcosa? No. No, a parte quella piccola paura di ieri sera, non è cambiato nulla. Infatti, tra poco. Ieri c'è stato DJ Terremoto qua, perché io Sì. non l'ho sentito io. Sì, è brava. Dormivi sicuramente. No, erano verso le 9, mi guardavo la TV. Ah, Aveva bene, detto cara. La mia amica accanto mi ha detto, ma Angelo è stato nel fondo del mare. Speriamo che tutto vada bene per tutti, va. Sì, ce lo È auguriamo. partito a 30 chilometri. Facciamo come Sì, si dice? facciamo i saluti. le dita. Mm. Facciamo dei saluti. Prima di tutto, il bacio a Ciao. tutti e tutti. Grazie. Ciao. Poi facciamo tanti saluti a tutto lo staff e le vostre famiglie per intero. Tutti gli artisti e tutti, se non ci sentiamo, tanti auguri di buon Natale. Ok. Il giorno nuovo a tutti. Poi c'è mio marito Salvo che lo stiamo tanto, la mamma Stella, la mia famiglia, i miei nipoti, i miei pronipoti e il mio nipote Sebastiano che lo voglio molto bene. Ciao Sebi che è lontano da sua moglie del piccolo Edwin, mia cognata con i miei nipoti, via da Casaresetta un grande bacio, la mia amica signora Carmela Custrera accanto a casa mia, la signora Dalia e la sua famiglia, la signora Giuseppe Alessio Tommaso e famiglia e la casa di culo per intero dove mia mamma una canzone d'amore. Vorrei Cuoricino mio di Angelo Mauro. Cuoricino No, mio di Angelo Mauro. No, cioccolatino mio di Angelo Cuoricino Mauro. mio, ma cuoricino mio, guarda che cuoricino E di mio. Gianni Vezzosi. E Vezzosi. Gianni Vezzosi. Cioccolatino mio di Angelo Mauro. No, cioccolatino mio di Zerbo. Cioccolatino mio, Francesco perché Zerbo. No, anche Angelo Mauro canta cioccolatino mio. Non lo so, non c'è anche un cioccolatino di Mauro. Sì. Va bene. Cioccolatino mio, va bene. Sì. Ciao a tutti. Va bene. Ciao. 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 Ciao, una buona giornata. Ciao. Ce la facciamo a prendere altre 2 telefonate? Perché Speriamo, ci proviamo. 095 39 658. Pronto? Buongiorno bellezze. Buongiorno. Sono Chetti. Chetti, ciao Chetti. Buongiorno cara. Come va? Come state? Noi bene. Magnificamente, Katie, stiamo magnificamente. Tu come stai? Mi fa piacere. Bene. Meglio così. E allora? Allora, ieri mi sono tolta la vita per una telefonata e non mi sono riuscita fino all'ultimo, proprio ci speravo, Sei fino riuscita. all'ultimo, ma vabbè. E va bene, dai, oggi però ci sei. Guarda che ci saremo sempre, tutta la settimana, continuiamo i programmi, noi ecco, non ci fermiamo. Sì. Per Natale ci sarete, per Capodanno ci sarete, faremo alle feste insieme. Quindi assolutamente. ti ok. terranno compagnia?
Va bene. Certo. Va bene, bellezza. Allora io volevo salutare il mio grande amore Vito Punzolo, che lo amo tantissimo, mi manca da morire. Amore, sto andando con la mamma a comprarsi le cose. Con Carola non ci sono andata perché dorme ancora. Sì, così almeno lo avvisiamo. Va bene. Va bene, ok. Va bene tesoro, va bene. Sì. Allora. Poi, se potevi mettere la canzone di Nando Mariano, che ieri Mary non l'ha potuta passare perché era già tardi. L'amore mio sei tu. Va bene, ok. E per Roberta e Antonino Franceschino. Antonino, Roberta ti ama tantissimo e la mamma Conci pure. Un saluto a Santo Musumeci da parte della sorella me e il Vito. Sì. E anche io saluto anche il mio cugino Antonino. Sì. E per Roberta e Antonino la canzone di come si chiama? Nico Desideri. E finalmente. Ah, va bene. Cioè praticamente loro che cosa fanno? Con una chiamata poi anche... Sì, perché non siamo vicini, capito? Il titolo, scusa, hai detto quello di Desideri, E finalmente. E finalmente, va bene cara. Ciao Chetti. La canzone. Ciao. Ciao Gioia, ciao. Ciao amici, sono Anthony Ferri e vi aspetto qui su Bella Radio e Bella TV tutti i mercoledì alle ore 21 con tanti ospiti. Non mancate. Un bacio da Anthony Ferri. Quando parli così, tu mi fai sciampazzi, sei il sole dei miei giorni. Bella Radio. Riattaccato e stia terza volta che telefono, dammi solo tempo per dicere che la canto cuore si per me. No, non è così, hanno raccontato solo chiacchiere. Nessuna tu mi credere che st'amore non ha da morire mai, lo giuro non te lascio mai, ti sono sempre innamorato, voglio a te non voglio nada, mai, come te pensi non lo sai, e regalami un figlio, assomiglia solo a te. Io ti voglio incontrare, tu sei l'emozione. Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi io ascolto sempre e solo Bella Radio. Bella Radio. a tutte le ore. Bella è sempre con te. Bella Radio. Spot. Strenne natalizie? Eccole! Da World Sport e GS Moda sconti del 50% su tutta la merce. Affrettatevi, solo da World Sport e GS Moda le migliori marche per uomo, donna e bambino a metà prezzo. Urban Sun, Atlantic Star, Vickenbergs, Boy London, Louis Jo, Pyrex, Sun 68, Philip Model, Refrig, Disquired, Moschino, Adidas, Puma, Nike, Fila, Armani e A7, Lotto Japan e Legend, Robe di K e tantissime altre ancora. Il 50% di sconto è adesso a Catania da World Sport in via di San Giuliano 289 e GS Moda ex G7 in via Garibaldi 196. Da una scintilla nasce una meraviglia. Fire Sud. I tuoi fuochi d'artificio. Fire Sud è il punto vendita in grosso e dettaglio di materiale pirotecnico di alta qualità per ogni esigenza. Personale qualificato vi consiglierà sull'acquisto, l'uso e i diversi effetti pirotecnici. Alla Fire Sud c'è uno speciale assortimento di articoli per compleanni e matrimoni. Firesud.it. A Catania in via Palermo 72, Fire Sud. Piccole e grandi magie. E a Zafferana Etnea in via Roma 105.
Offertissima! 100 colpi modello alto a €35. Offerta valida per tutti i venerdì del mese di dicembre. Cerca Bella TV ed iscriviti al nostro canale ufficiale. Restate sempre aggiornati. Ogni giorno i nostri programmi. Cerca Bella TV. Interviste esclusive. Delle nostre interviste. Concerti live. Ed altro ancora. Ed altro ancora. Tutto all'interno del nostro canale YouTube. Tutto. Bella TV. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio. Io e te stiamo insieme ormai da tanti anni, tu lo sai che con te voglio sposarmi. Dentro il tuo pancino ci sta un semino che crescerà e più bella sarà. Che emozione quando lei nascerà. Dai alla luce una nuova vita che insieme a noi felice crescerà. Mi spunterà un dentino e mi farà felice quando mi chiamerà papà. Trascorreremo il tempo insieme a lei che ci farà felice, tanto sai. Nel letto lei sarà insieme a noi, tra coccole e bacini si addormenterà. Dai alla luce una nuova vita che presto insieme a noi felice sarà. Il tuo pancino cresce ancora di più e la maglietta tua più stretta sarà. Quanta emozione per me sarà. Diventi mamma ed io papà. Dai alla luce una nuova vita che insieme a noi felice crescerà. Mi spunterà un dentino e mi farà felice quando mi chiamerà papà. Trascorreremo il tempo insieme a lei che ci farà felice, tanto sai. Nel letto lei sarà insieme a noi, tra coccole e bacini si addormenterà. Dai alla luce una nuova vita che presto insieme a noi felice sarà.
numerino telefonico, Desiree, vieni. E allora lo 095 8739 658 per le vostre telefonate. Per chiamare per i subito. vostri messaggini invece il 388 8292 885. Pronto? Buongiorno. Antonella, buongiorno. Martina. Buongiorno Martina. Benvenuta. Direi buongiorno anche a te. Come stai Martina? Bene. Tutto bene. E allora, cosa vuoi dirci stamane? Volevo mandare intanto il buongiorno a Salvuccio, dirgli che lo amo tanto e volevo dirgli di stare sereno, di non essere triste, di essere positivo e di non pensare al Natale, perché il Natale quest'anno l'abbiamo completamente cancellato dal calendario, non esiste. Il Natale allora, dai, però voglio dire, insomma, poi sei molto pessimista. Cancellare no. Il calendario quest'anno il Natale non esiste. Sì, però voglio dire, insomma, poi stare insieme si può stare Ma già insieme. essere qui è una fortuna. Stare insieme, infatti. Essere qui è una fortuna. Vivere, ecco. esistere comunque. E la vita è un dono bello e non va sprecato neanche un giorno. Ma poi comunque il Natale lo dice la stessa parola, è la natalità. L'esserci, la vita, la nuova vita, e questo è il significato del Natale, è accogliere sempre Gesù. La nuova vita per noi sarà quando tornerà per chi comunque vivere tutti ma non è una. Allora, se noi la viviamo, io dico questo, sai, possiamo aprire anche un dibattito su questa cosa. Se noi viviamo il Natale come una festa per sederci a tavola, mangiare, stappare la bottiglia, eccetera, eccetera. In linea di massima per alcune persone è vista così. Se noi la viviamo così, perché quel giorno deve essere vissuto in questa maniera, perché per fare baldoria, e allora diciamo che magari, forse, insomma, uno magari dice, vabbè, non ci possiamo riunire, mannaggia, però in tempi migliori ci si può riunire lo stesso, quindi non si perde niente. Io sono d'accordo con quindi te. non si perde niente. Comunque una dovrebbe avere. Non ci si è perso nulla. No. Io questo voglio dire. No. Non ci stiamo perdendo nulla se non stiamo insieme 20, 30, 40, 50 persone sedute allo stesso tavolo. Perché non ci guardate che non ci perdiamo nulla. Ma quello non è il Natale. Perché quello è quello lo ha fatto l'essere umano. Infatti, perché comunque il significato del Natale, comunque il Natale è un'altra cosa. Un'altra cosa, certo. È un'altra cosa, perché innanzitutto lo si deve vivere spiritualmente, cioè dentro il cuore di ognuno di noi. Soprattutto. Ecco, con questa gioia e con questa accoglienza di ricevere sempre e di ricordare sempre l'arrivo di Gesù, la nascita di Gesù, ecco, per noi cristiani, ecco. Quindi per chi è cristiano, la nascita, per chi si crede, è cristiano dentro il cuore. Per poter vivere spiritualmente, per poter diciamo festeggiare. No, Martina, non sono d'accordo. Sono due cose differenti, Martina. Non sono d'accordo con te. Sono due cose differenti. No, Martina, io non sono d'accordo con te. Io no. Mi dispiace, non sono d'accordo con te, perché è come se tu dicessi a qualcuno che ha perso una persona cara perché è venuta a mancare, perché adesso si trova in un mondo migliore, perché è passata a vita migliore, che il Natale non è Natale, no? Perché non capito? Quello subentra poi l'egoismo. Perché non è così? Perché il Natale è un'altra cosa. Natale è comunque di buon auspicio. Allora magari mi potresti dire, sai, forse magari può servire anche di aiuto per tirare per le persone questo comunque. discorso, comunque può servire anche di aiuto, non ve la prendete a male, perché comunque noi stiamo puntualizzando non perché anche è bello comunque delle divergenze di opinioni, no? Esatto. Però siccome ci ascoltano tante persone, quindi non ci va di far passare un messaggio che comunque potrebbe essere sbagliato. Io certo. parlo per me e era un messaggio allora se tu mi dici triste, anche se è lontano quest'anno di Natale, che per me quest'anno il Natale non verrà ma non dire Natale, tu allora puoi dire anni
puoi dire Natale Capodanno, per me è passarlo la con festa con le persone che uno ama. Anche il lato cristiano, la parte cristiana della festa in sé per sé. E allora se la dovessimo pensare come te, viverla con le persone con cui io e allora se la dovessimo pensare come te, il mio pensiero va a chi invece ha perso tanto quest'anno. E allora se dovessimo generalizzare, la festa non si fa più, cioè non ci... Ma non è una festa. Ecco. Allora, il Natale la festa lo ha fatto diventare l'essere umano. Allora, ma come la Pasqua. Secondo me si intende nel modo sbagliato. Sì. E allora, se dobbiamo parlare di festa, visto e considerato che adesso dobbiamo dare il benvenuto al nuovo anno, e allora magari io festa intendo quella. Intendo come buon auspicio, intendo un anno migliore. La festa di Capodanno. E allora, se qualcuno viene e mi dice, sai, per me quest'anno Capodanno non esiste, questa festa per me, io non la festa perché non mi sento in vena, perché quella è una festa, sul vero senso della parola, perché lì fai baldoria, brindi al nuovo anno, eccetera, allora eccetera. riformulo E allora va bene, ma Natale no. Non saranno feste. Non saranno la riformulo, facciamo così, riformulo la frase: queste feste non saranno feste, in generale Capodanno. Chiudiamo quest'anno Capodanno per tutti, con l'auspicio che il prossimo anno sarà migliore per tutti. Ce lo auguriamo, dai. Martina, detta così. A Salvuccio di stare sereno, basta, era questo il senso della mia frase. Magari detta un po' così, però il senso era questo. Sì, l'abbiamo capito. Che tanto non siamo nello spirito migliore di festeggiamenti particolari. Comunque, a parte tutto, tornando sempre al discorso di prima e riaprendo sempre questo dibattito, io lo riapro perché ovviamente non tutti sono cristiani, non tutti sono credenti. Certo. Ci sono delle persone che sono assolutamente non credenti, sono atei e quindi festeggiano il Natale lo stesso, ma non come una festa che riguarda la venuta di Gesù bambino, la nascita, proprio a livello cristiano. La festeggiano perché è una festa per stare insieme in famiglia, per mangiare. Nient'altro che per quello, perché c'è anche questo. Perché l'altro giorno ho fatto una ricerca su questa cosa, proprio del Natale, eccetera, eccetera. Ma chi ateo, che cosa fa a Natale? No? Quello che hai detto questa tu. Curiosità. Mangia. E allora sì, moltissimi. Ho cercato dei sondaggi. Ma anche persone. Tu lo sai che io sono quella dei sondaggi. Sì, sempre. Tu vai a cercare su Google. Ma anche chi è altre religioni non festeggia. Infatti. Cioè non sente questa. Esatto. Ma l'ateo, comunque, l'italiano ateo si riunisce, eccetera, eccetera, fa il pranzo, fa quello, fa quell'altro, fa anche l'albero di Natale, Fa l'albero di Natale. Che possibilmente in famiglia non c'è chi invece è cristiano. Esatto, se tu comunque ti chiedi, ma tu credi? Ecco, sei cristiano? No, io non credo, però vabbè, lo festeggio diciamo perché mi piace quest'aria natalizia che c'è in giro, così, questa cosa di stare in famiglia, eccetera. Ma solo per quello. Sì, lo so perché tante volte mi sono confrontata con persone comunque non credenti. Va bene, Martina, abbiamo approfittato anche per aprire siamo questo, dilungati. Perché ci è piaciuto comunque, no? Hai lanciato l'input per il sondaggio. Abbiamo voluto per aprire un dibattito, sì. Sì, però non è oggi questo il sondaggio. Oggi no? Oggi non lo facciamo questo, facciamo quello sul terremoto. Ok, va bene. Ma infatti, ma come state voi? Tutto a posto? Perché come ci vedi? Sei intero? Adesso apriremo il sondaggio sul terremoto e vogliamo sapere da tutte le parti che cosa hanno sentito, eccetera, eccetera. Vogliamo che chi interviene ci racconti un po' certo. com'è andata. Va bene, tesoro. Allora, vi chiedo l'ultima cosa, vi saluto e poi vi lascio. Allora, se potete mettergli una canzone di Nino D'Angelo e Un ragazzo e una ragazza. Va bene, tra poco arriva. Grazie mille, Anto. Ciao Martina. Ciao Marti. Ciao tesoro, Anto. ciao. Ciao. Tina pelle nera come una cioccolatina, quando sto un caffè vicino la mia testa fa girare, non ti chiamo più Samantha,
vuoi sapere come ti chiamo, tienimi un soprannome che si addice proprio a te. Cioccolatino mio, mi piace sempre più, a così belle e dolce che sei soltanto tu. Cioccolatino mio, ma che ci posso fare? Di te sono goloso che voglio di mangiare. Te sta sfogliando in coppa a chi sti vaso, non può calore chi sto cuore mio. Sei tanto cara per sempre ti amo, so pazze di cioccolatino mio. Vaso che stavo qua, chiudevo io vita mia, tu per me sei una pazzia, come bella sta con te, tu sei un cioccolatino, dal profumo inebriante, veramente stuzzicante, non privarmi mai di te. Cioccolatino mio, mi piace sempre più, a così belle e dolce che sei soltanto tu. Cioccolatino mio, ma che ci posso fare? Di te sono goloso che voglio di mangiare. Te sta sfogliando in coppa a chi sti vaso, con po' calore chi sto cuore mio. Sei tanto cara per sempre ti amo, so pazze di cioccolatino mio. Sempre ti amo, so pazze di cioccolatino mio. Cioccolatino mio, mi piace sempre più, a così belle e dolce che sei soltanto tu. Cioccolatino mio, ma che ci posso fare? Di te sono goloso che voglio di mangiare. Bella Radio. Si può morire senza di capire, si può morire quando fai così. Pensa ma non dovresti esistere. Come si fa senza di masa? Come si fa senza di duca? Fammi pensare che mi posso illudere. Questo sentimento mi consuma dentro. Tu vedi che m'annamora, se fermo le parole insieme a te, se mi saluto mora, rimbacchi sto più cuore magari. Io con te mi faccio male, tu mi fai tremare pure l'anima. Tu vedi che m'annamora, tu pensa non mi trovo senza te, fortemente mi... Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi io ascolto sempre e solo Bella Radio. Bella Radio. a tutte le ore. Bella è sempre con te. Bella Radio. Spot. Nella storica fiera di Catania, la gioielleria di Torrisi Alberto sconta gioielli ed orologi al 50%.
Offerta del mese per tutte le coppie che si amano. Coppia Fedine a soli 100 euro più un orologio in omaggio. E se vuoi stupirti ancora di più, vieni a trovarci nella centralissima Fiera di Catania in via Luigi Castiglione 2A. Gioielleria di Torrisi Alberto ti aspetta. Per la tua pubblicità? Scegli con certezza Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Perché tu vuoi il meglio. Bella Radio. Cos'è l'amore? Chiederlo a te mi sembra quasi stupido. Forse non hai mai capito che dietro a questa parola c'erano in gioco le nostre vite. Che senso ha stare insieme a chi non riesce a dare una conseguenza alla parola ti amo? Ho provato e riprovato, ma ormai è chiaro, non sei mai stato innamorato. Ti parlo ma non mi rispondi, che ti succede? Forse ho capito questa verità. Quelle tue fantasie vado a appiccicare. Non c'è mai stato un altro dopo te. Tu sei cagnato, sei diverso. Non sei più innamorato come una volta. Basta dimmi la verità, da 2 mesi sei stancato, che non provi un'emozione, nemmeno se fai l'amore. Già si legge dentro te, non sei mai stata brava a fingere. Basta dimmi la verità, non mi fare stare male. Dimmi ma che senso ha se non c'è amore? Come nasceva sto cagnino, ho scommesso la mia vita su di noi. Non ti ho fatto mancare mai le mie attenzioni, ma dimmi come fai a dubitare. Sembra al primo posto da già mise. Sei stato sempre la mia priorità. Quelle tue scuse ormai banali, ormai è sceso quel sipario su di noi. Basta dimmi la verità, da 2 mesi sei stancato, che non provi un'emozione, nemmeno se fai l'amore. Già si legge dentro te, non sei mai stata brava a fingere. Basta dimmi la verità, non mi fare stare male. Dimmi ma che senso ha se non c'è amore? Come nasceva sto cagnino, ho scommesso la mia vita su di Basta dimmi la verità, non mi fare stare male. Dimmi ma che senso ha se non c'è amore? Come nasceva sto cagnino, ho scommesso la mia vita su di noi. Ancora una volta che senso ha? Ancora una volta Che senso ha? lei, Rosy Milano. Che senso ha?
che senso ha? Il Infatti, titolo è tutto dire. è un tutto dire, ha il suo significato. Certo, Ecco. molto, molto. Andiamo con le prossime telefonate. Io sono Andiamo con le qui. prossime telefonate. Quest'oggi abbiamo deciso di lanciare questo sondaggio a proposito del terremoto, della scossa di terremoto che abbiamo avvertito in gran parte della regione Sicilia, intorno alle 21:27 più o meno, insomma alle 21:30 diciamo. E volevamo appunto chiedere a tutti voi che siete in ascolto, a chi ci segue da tutta la Sicilia, infatti, in quale zona, da quale zona ci ascoltate, se nella vostra zona avete avvertito la scossa di terremoto, che cosa è accaduto, se nella vostra località ci sono stati danni, ci sono stati feriti, visto e considerato che ancora non sappiamo nulla. Grazie al cielo pare che non ci sia niente di grave, però insomma vogliamo sentirlo dalle vostre vive voci. Ecco, questo è il nostro sondaggio di oggi. Chiamateci 095 8739 658. Pronto? Pronto, la bella? Sì, buongiorno. Certo. Buongiorno, volevo parlare con Antonella. Sì, Antonella. Sì, eccomi qua. Intanto con chi parlo? Con Giuseppe. Giuseppe, da dove? Da San Gregorio. San Gregorio, senti, tu a San Gregorio hai sentito la scossa di terremoto ieri sera? No. Non l'hai sentita, ecco. No. Vabbè, sicuramente eri impegnato. Anche perché era un orario che la maggior parte sono in movimento. E non hai fatto caso. Amici tuoi, gente comune, insomma in comune, amici in comune, ti hanno raccontato qualcosa? No. Hai saputo che c'è stato il terremoto? Sì. Sì, l'hai saputo, però nessuno dei tuoi amici, insomma, ti ha detto, sai, ho sentito, insomma, è accaduto questo, quest'altro. Ok, va bene, tu hai chiamato perché volevi fare un salutino, volevi dire qualcosa? Sì, aspettate che possiamo moglie. Ah, va bene. Pronto? Pronto? Pronto, Rose Bella? Ciao, siete in diretta, eh? Siete in diretta. Ciao Antonella, come stai? Bene, grazie. Tu chi sei? Io sono Santa, la moglie di Giuseppe. Ok, Santa, va bene. Dimmi qualche tutto. volta ci siamo sentiti, che abbiamo chiamato quando riusciamo a prendere la linea. È da un sacco allora che non ci sentiamo, da un sacco di tempo. Sì, da un po' di tempo che proviamo sempre a prendere la linea, però non siamo sempre fortunati. Vabbè. Comunque siamo contenti che abbiamo preso la linea. Ci fa piacere sempre sentirvi. Grazie cara. Grazie Santa. Siete spettacolari, veramente. Siete delle brave persone e fate tanta compagnia, veramente. Santa, ti ti in questo periodo. Ti ringrazio, grazie. Hai chiamato per ringraziarci, ma sei un amore! Inizialmente sì, innanzitutto per questo, poi se ci volete dedicare una bella canzone fate voi. Certo, con piacere. Con tutto il cuore. Dopo tutti questi elogi è il minimo. Grazie con mille. Tutto il cuore. E tanti auguri di un buon Natale e un felice anno nuovo per tutti. Grazie. Assolutamente. Ricambiamo. Noi infatti ricambiamo e guarda, io ti invito a fare una cosa. In questi giorni comunque noi ci saremo, l'hai sentito? Non vi abbandoniamo, saremo qui a tenervi compagnia. Infatti, quindi veramente. tu non demordere, provaci a chiamare, ok? Certo, che magari sì, sempre e comunque. Ti dico sempre a mio marito di non staccare e ripartire sempre con la chiamata, che prima o poi prendiamo ci riuscite. Senti, adesso cosa volevi ascoltare? Hai una canzone? Magari una bella canzone di Nico Pandetta. Quale? Non lo so, fate voi. Va bene, faccio io, ok. Ciao Santa. La metto tra un po', va bene? Grazie mille, tanti auguri a tutti e due. Grazie a tutto lo staff di Radio Bella, che siete spettacolari. Grazie. Ciao bella, un bacione grande. Ciao. Ciao Giuseppe, ciao Santa, ciao. Ok, hai visto? Ha messo il marito a prendere la linea e poi lei poi infatti, che carini, fatto tutti i complimenti, grazie. Io adoro. No, vabbè, adoro. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Chi è là?
Io mi chiamo Corrado e seguo Radio Bella, mi piace tantissimo, ascolto la musica napoletana. Bravo. Vi faccio i miei migliori auguri riguardo questa radio perché la musica è stupenda. Grazie. Grazie. Allora da noi il terremoto c'è stato, danni niente né a persone né a cose, tutto a posto. L'importante è questo. Hai detto che tu chiami da, scusami, non ho... Mi chiamo Corrado. Sì, E chiami da? Da Ramacca. Ramacca. Quindi a Ramacca l'avete avvertito. Ah, voglia. Senti, che cosa hai sentito tu? Eri a casa? Senti, c'è stata una bella scossa di terremoto, si è sentita abbastanza bene, abbastanza forte. Hai avuto anche un po' di paura, no? Ma la paura, diciamo, Ci sta. un pochettino, ci niente di sta. particolare, però tutto a posto. Niente, io saluto tutti quelli che mi conoscono, saluto anche tutto lo staff di Radio Bella, che siete veramente da lodare. Ok. Fate voi una canzone a piacere vostro, quello che vi pare. Grazie, È la prima volta che vi telefono. Ti dedico questa di Nando Mariano, L'amore mio sei tu. Ok? Grazie mille, grazie. Beggi miei, la dedico a tutti i miei beggi di Bella. Oggi così sono siciliana. Non deve essere persa la lingua siciliana, il dialetto. Assolutamente. Ciao, alla prossima. Ciao. Ciao Corrado. Quando ti amo insieme con me, per me l'amore eterno all'infinito, io mondo attorno a me e niente senza te. A come sei voce, sa stella mi sei tu, e non tramonti mare, se non mi stringi tu, se esiste un paradiso, tu l'hai portato qua, quando facciamo amore, si sempre verità, a come servo solo, se a luce mi sei tu, amante innamorato, tu sei qualcosa più, non figlia un regalo, si muore regalo tu, si cresce ma somiglia, non cerca niente più, l'amore mio sei tu. Quando voglio una sono innamorato, se vede niente sono già sposato, ma niente cose sono perdute, perché l'amore vero mi ha capito, tu sei diversa da tutti innamorata. Sono stata fortunata a te incontrare, ma parlo senza voce ma con cuore, e se perdessi a te sta vita mi cadere, a come sei voce, sa stella mi sei tu, e non tramonti mare, se non mi stringi tu, se esiste un paradiso, tu l'hai portato qua, quando facciamo amore, si sempre verità, a come servo solo, se a luce mi sei tu, amante innamorato, tu sei qualcosa più, non figlia un regalo, si muore regalo tu, si cresce ma somiglia, non cerca niente più, l'amore mio sei tu. E non era tu, e grossa e ma assomiglia,
che niente giù, l'amore mio sei tu. Ma dove è andato, va? Che ora si è fatta? Permesso? Ah, qua sei! Buonasera! Ma voglio dire, va! Lo so, il traffico Dove sono gli altri? Gli altri Sebitoro e a New York. Addirittura. E ormai quello è diventato famoso. Di dietro. Lo segue. Comunque, noi siamo qua per annunciare che lunedì alle ore 21 il programma di Angelo Mauro, Sebitoro, Sebi Patanè e Sabrina su Bella TV. Esatto. Difatti si chiama Bella Napoli. Bella Napoli! Vi aspettiamo! Bella Radio. Butta via le tue paure, tutte le tue congetture, frutto delle tue fragilità. Vira quando è grosso mare, rapportato a ciò che provo, non arriva ma calammità. Nessun margine di errore né teorie da dimostrare, solamente amore vuoi chiamare. Fatto di serate strane al telefono per ore, ma tutte sti cose tu sai già. C'è sta nemmeno un'ora e tutti i fotocado fai spugliare sto fermo cuore ma l'amore te sempre nato un po' che giù tu sai che sono insieme a te sacci vincere tutte le paure sai che niente mai sarà di più che mai Spot. Centro Colori, offerte come se piovesse. Fino a Natale, fondo da 13 litri, un vento di sabbia da 5 kg colorato più glitter e un pannello per vento di sabbia a solo €39,90. Centro Colori Store, a Catania in via della Concordia 142 e a Giarre in via Luigi Stuzzo 34. Davvero fenomenale! Cerca Bella TV ed iscriviti al nostro canale ufficiale. Restate sempre aggiornati. Ogni giorno a qualunque I nostri programmi. Cerca Bella TV. Interviste esclusive. delle nostre interviste. Concerti live. Ed altro ancora. Ed altro ancora. Tutto all'interno del nostro canale YouTube. Tutto. Bella TV. Cercaci ed iscriviti. Per la tua pubblicità? Scegli con certezza Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Con noi fai la differenza. Bella Radio. Sono le 11:04. Questo appuntamento è offerto da... Le case sono fatte per viverci e per essere guardate. Maem Edil Ceramiche. A Catania, via Cronato 42C. Info 095 36 15 14. Realizziamo progetti in forma virtuale per la casa dei tuoi sogni. Se devi vendere o acquistare un immobile, affidati a veri professionisti. Agenzia Medio Casa di Ciaramella Maria Grazia. Contattaci 095 836 6924. Bentrovati all'appuntamento con l'informazione regionale dalla redazione di Antenna 1 Notizie. Intorno alle 21:27 di ieri sera, martedì 22 dicembre 2020, si è registrata una forte scossa di terremoto nella Sicilia orientale. Il sisma, localizzato dalla sala sismica INGV Roma di magnitudo locale 4.6 e magnitudo momento 4.4, è avvenuto nella zona della costa ragusana. Il terremoto è stato avvertito in particolare dai comuni di Acate e Vittoria, oltre che naturalmente in tutta la provincia di Ragusa. Paura anche a Siracusa, Catania e Agrigento, scossa percepita anche nel Palermitano. La regione siciliana ha immediatamente avviato il dialogo con il prefetto di Ragusa per monitorare la situazione. Al momento nessun danno a persone o cose è stato registrato.
Sono 25 le denunce destinate allo stesso numero di persone delle zone peloritane, responsabili o parenti di quest'ultimi, di reati di mafia che percepivano illecitamente il reddito di cittadinanza. Scatta anche il sequestro di circa 330.000 euro che erano stati erogati ingiustamente ai coinvolti, poiché condannati a titolo definitivo nell'ultimo decennio. La prima fase della campagna vaccinale anti-Covid-19, programmata per il 27 dicembre 2020 in tutta Europa, vedrà coinvolte 685 persone in Sicilia. Il giorno del vaccino si terrà all'ospedale civico di Palermo, verranno coinvolte le rappresentanze di tutte le aziende sanitarie isolane. Dal 28 al 30 dicembre prossimi le delegazioni provenienti dalle altre province approderanno nel capoluogo siculo. Una giovane era positiva al coronavirus da 22 giorni, ma suo padre non lo sapeva in quanto il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP6 di Palermo aveva dimenticato di attivare la procedura per chi è contagiato e non aveva inviato nemmeno il referto alla famiglia. La figlia è uscita insieme al papà nei centri commerciali del capoluogo siculo, non consapevole della sua positività. Piano amianto nell'isola, Gambino, il sindaco di Caltanissetta. Non lo vogliamo al centro della Sicilia. Il primo cittadino sbotta difendendo il proprio territorio, annunciando battaglia congiunta con gli altri sindaci dei comuni interessati agli interventi regionali previsti in tale ambito. Ho convocato per domani, annuncia Gambino, la conferenza dei sindaci per la sanità pubblica per difendere il nostro territorio da questo piano scellerato. E con quest'ultima news termina questa edizione del nostro Radio TG da Gianluca Virgilito. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle nostre emittenti. Un ragazzo e una ragazza con la stessa idea, nelle mani un libro di poesia, due bagagli, poca roba, tanta fantasia, stanno già su un treno che va via, via, via. Un ragazzo e una ragazza l'han giurato addio, tuo per sempre io. Una casa tutta loro, una loro vita, questa storia non è più finita. E ci volimmo, non sa che bello, e non c'è un volto, se buono essere. E ci volimmo, che bene per rimane sempre, tu sarai. Tutto è sempre come la prima volta. Pure quando stiamo appiccicati, non facciamo apposta per far amore e per far pace. Un ragazzo e una ragazza non sono soli, due bambini figli dell'amore. Lei fa già la mamma eppure ragazzina ancora, io che canta storie di st'amore. E ci volimmo, non sa che bene, e non c'è un volto, se giorno e sera. E ci volimmo, più bene prima, rimane sempre. Tutto sempre come la prima volta, pure quando stiamo appiccicati, lo facciamo apposta per far amore e per far pace.
ragazzo e una ragazza, questa è la canzone che ci ha richiesto Martina, giusto? Per Salvuccio Catania. Sì. Ecco, e abbiamo accontentato la nostra bella Martinuccia. Siamo rientrati, a questo punto andiamo ancora con le vostre telefonate, ma vogliamo puntare sempre ovviamente sul sondaggio, visto e considerato che è accaduta questa cosa della scossa di terremoto. Proprio fresca, vogliamo renderci conto, vogliamo sentire, capire anche le sensazioni che hanno provato, perché sono esatto. è durato poco, però sai, sono attimi di paura. Esatto, è vero, attimi di paura. Sentiamo un po', pronto? Oh, ciao Antonella! Buongiorno! Ciao. Hai avvertito la scorsa di la scorsa, no? La scorsa non si può sentire. La scorsa? Ciao! Non si può sentire. Cosa? Che per caso? Certo! Se ce l'ha sempre lo stesso. Qui ciao, ciao! Come stai? Venuto qua uno che si chiama Peppe. Ciao Peppe! Sì. Ciao, piacere Peppe. Ciao Peppe. Piacere. Sì, e qua non lo so, qua c'è qua annuncio, ma siete quelli della radio? Certo. No, siamo quelli della televisione. Perché quelli della radio si ascoltano sul 103. Radio. Dico, sulla radio si ascoltano in radio. Tu dove ci... Noi siamo Radio Bella TV. Bella Radio TV. Quindi ho capito. Siamo sulla radio. Siccome magari io sto cercando una compagna, se mi potete aiutare, ho 50 anni. Della radio. Sono scavo. E la cerchi? Va bene, appena faremo un programma. Appena sentirai la sigletta puoi richiamare. Va bene? Quindi over 40 dobbiamo fare. Faremo un programma sui cuori solitari, sui passeri. Siccome sono benestante, perciò mi voglio sistemare. Hai visto? Fatto qua annuncio. Ok, ciao Peppe. Allora, facciamo così. Faremo un programma. Ti voglio bene, Antonella. Ciao. Qui sono Peppe. No, tu non sei Peppe. Desiree, io ti voglio bene assai. Ok, anche assai, io. Ti voglio bene assai. Ti voglio per fidanzata. Va bene. Magari ciao, la prossima vita. Ci sentiamo domani. Ciao. Ti vuole per fidanzata. Per fidanzata. E me è sposata. Vabbè, non si può. 095 87 39 658. Pronto? Buongiorno. Con chi parliamo? Con chi parliamo? Con chi parlate? Non mi conosci? E tu, lì sei tu quella brava per le voci. Antonella, non ti smentire questa volta. Aspetta, devo mettere il post sulla pagina. Quindi non era attenta. Sono troppo distratta. Non era attenta. Non sei attenta? Niente. Giada, tu mi potevi fare il labiale così io avrei fatto capire che ero io che lo avevo indovinato. Giadina. Tesorucci. Bella. Come va? Come state? Noi stiamo bene. Tu hai sentito il terremoto? Onestamente io ero sveglia, ma non ho sentito niente. Perché fortunatamente era un orario dove la gente comunque ancora è in giro per casa. Ma meno male. Allora ti mettevi paura, meno male. No, io ho preparato i plaid. Addirittura. Non ci sanno mai le cose della vita, giusto perché ho paura. Quindi hai preparato il plaid. Quindi magari stasera andrai a letto vestita. Così pronta per ci avevo pensato. Hai visto? Questa cosa vedi che allora abbiamo una persona che ieri sera già aveva preparato il plaid pronta per scappare. Ecco, e stasera forse andrà a letto vestita. Anche la chiave della macchina. Proprio paura ti sei messa, va? Sì, io ho paura. Un po' tutti, dai. Poi dicembre è il mese dove cade la terra sempre e terremoti. E dobbiamo spazzare. Infatti io invoglio chi ha le terrazze di non pulire, perché tanto tutto il mese di dicembre andrà così. E allora Gioia, dimmi. Io do il buongiorno all'amore mio Nunzio, gli voglio dire che l'amo da impazzire, che mi manca. Saluta papà. Ciao papà. Anche la piccolina. Gioia, ciao piccolina. Ciao pupa. Va bene, ciao, stiamo andando noi un pochettino al centro alla fiera. Buon passeggio. Troverai tanta confusione.
Sì, ma c'è troppa confusione, appunto ti stavo riventando per salire a casa. Ciao bella, ciao. E allora, belli di Bella, popolo di Bella Radio TV, da qualsiasi parte, insomma, voi vi troviate, fateci sapere se avete sentito terremoto, questa scossa di terremoto. E se soprattutto stasera andrete a letto vestiti. Dai, fateci avere le vostre notizie, sentiamo un po', pronto? Ciao Antonella! Ciao! Ciao Desiree! Ciao! Anche a te, buona giornata! Grazie. Sono la mamma di Grasso Carlo. Grazie. No, io non l'ho sentito, francamente, perché ero in casa. Ecco, e non l'ho sentito. Allora, Meno vogliamo male. ricordare da quale zona tu ci segui? Bagheria. Da Bagheria, quindi nella Non sua l'hanno zona sentito. non l'ha sentito. Meglio così. No, meglio vabbè. così, infatti. Senti, allora, sulla canzone, salutiamo tuo figlio su questa canzone di Valentina Belli, dai. ok, però se gli volevo anche dedicare la canzone se poi la puoi mettere, di Nino D'Angelo, Core Papà. Guarda, non lo so perché l'abbiamo appena passato, comunque facciamo i saluti. Facciamo i saluti. Va bene, allora saluta mio figlio Grasso Carlo, mandagli un grosso bacione e di augurarci una buona giornata. Grazie a voi tutti che siete sempre stupendi e ci sentiamo. Un bacione, bene? Un bacio, Ciao. vita, buona giornata, ciao. Grazie, ciao. A domani, a domani, ciao. A domani. Niente una cosa sola, niente pure rimane, niente rimasti in mano, che sfiorano sta buona, niente o sole a luna, niente o cielo mare, niente una storia nuova, per vivere e morire, niente a verità, poesia racconta. Voglio bene quando mi dici non ti voglio bene, ma che un sacco mi dice per me fa incazzare e ti piace. Tu sei importante, potevo sempre. Niente una cosa sola, niente pure rimane, niente rimasti in mano, che sfiorano sta buona, niente o sole a luna, niente o cielo mare, niente una storia nuova, per vivere e morire, niente a verità, poesia racconta. Bella Radio. Avrei voluto non amarla mai, di questo amore resterà solo una fiamma, la mia. Chissà se nato piglio posto suoie
o rimanimmo tutte e due, soltanto noi, cuore mio. Cuore, tu che decidi tutto ciò che fa l'amore, dille che senza lei non riesco a respirare, dille che ormai per me sarà come morire. Cuore, come fa? Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi io ascolto sempre solo Bella Radio. Bella Radio. A tutte le ore. Bella è sempre con te. Bella Radio. Spot. Strenne natalizie? Eccole! Da World Sport e GS Moda sconti del 50% su tutta la merce. Affrettatevi solo da World Sport e GS Moda le migliori marche per uomo, donna e bambino a metà prezzo. Urban Sun, Atlantic Star, Birkenbergs, Boy London, Louis Jo, Pyrex, Sun 68, Philip Model, Refrig, Disquired, Moschino, Adidas, Puma, Nike, Fila, Armani e A7, Lotto Japan e Legend, Robe di K e tantissime altre ancora. Il 50% di sconto è adesso a Catania da World Sport in via di San Giuliano 289 e GS Moda ex G7 in via Garibaldi 196. Dalla terra e dal sole nasce Patatì, la regina della tavola. Fortunato Fruit propone il marchio di qualità Patatì. La patata gustosa e versatile, facilmente adattabile a tutte le preparazioni. Lessata al forno, fritta, per il purè. Le migliori patate, scelte una per una, da oggi hanno un nome. Si chiamano Patatì. Fortunato Fruit attende tutti i rivenditori Patatì al mercato ortofrutticolo di Catania, box numero 69. Patatì è un prodotto Fratelli Bucciero. Provate la differenza. Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità. Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato. Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino. Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate. Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86. E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace. Aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331. Per la tua pubblicità, investi su Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Siamo i migliori. La tua manaretta può tornare con me, te l'ho detto 1 milione di volte, è finita con me. Sì, d'accordo, tra noi già c'è stata una storia d'amore, se è finita è solo colpa tua che mi hai fatto del male. Sì, va bene, io posso credere al tuo pentimento, ma per te io ormai non provo nessun sentimento. Ho trovato chi mi fa sognare, sto bene così. Non gridare, non mi spintonare, non mi minacciare. Non ti permettere, morire a cercare quando sono sotto casa insieme a me. Non ti permettere, ma telefona quando alcune notte tu senti morire. È così fragile, bella e romantica, mi sa dare tutto, ma sa capire. Non ti permettere, ma anche mi sa valuta, è una storia vecchia, noi ci abbiamo scuruzzato. Voglio vivere senza problemi, lontano da te, senza chi mi tormenta ogni sera, senza mi capire. Ho trovato chi ha preso il tuo posto facendoti odiare. Se è finita è solo colpa tua che mi hai fatto del male. Non
cercava quando sono sotto casa insieme a lei, non ti permette tenere e mi telefonava quando allora notte sente morire, lei così fragile, bella e Roma antica, mi sa dare tutto, ma sa capire, non ti permettere, ma andiamo a valuta, è una storia che non c'è mai scuro. Lei così fragile, bella e romantica, mi sa dare tutto, ma sa capire, non ti permettere, ma anche ma sa valuta, è una storia che non c'è mai scuro. Dice non mi può bastare perché sei moderna e vuoi la tua libertà, l'uomo del 2000 che non sa da appiccicare, stile poco cine, oggi c'è la parità, che si è organizzata come amiche per a ballare e io geloso non lo posso fare, uomo e donna alla parità, amore contro amore, sono l'antico che posso fare, amore contro amore, sta vita mia, come ferma sta gelosia, diventa una malattia, non mi faccio a ragionare, uomo e donna alla parità, amore contro amore, uomo moderno non voglio fare, amore contro amore, e mo vengo pure a ballare, non lo voglio manco pensare, a lontana da ci spiare, e nessuno da toccare. Passi ore intere su internet a navigare, cerchi nuovi amici solo per curiosità, scendi vai in palestra perché non ti ha trascurato, tieni alla tua linea, sempre a dire mi fai stare, io vorrei una donna sempre a casa mi aspettare, e 10 figli messa regala, uomo e donna alla parità, amore contro amore, sono l'antica che posso fare, amore contro amore, sta vita mia, come ferma sta gelosia, diventa una malattia, non lo faccio a ragionare, uomo e donna alla parità, amore contro amore, uomo moderno non voglio fare, amore contro amore, e mo vengo pure a ballare, non lo voglio manco pensare, a lontana da ci spiare, e nessuno da toccare. Nando Mariano, va bene, rieccoci ancora insieme a voi con le vostre telefonate soprattutto. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, si sente piano piano. Jessica. Puoi parlare un po' più forte, Jessica?
Bella, sono Jessica. Sì, perché ti sentiamo così piano? lontano. Non lo so. Come state? Ecco, forse ora adesso sì, è un ora, po' più forte, ora va meglio. bene. Bene, tu come stai? Bene, bene, grazie. Vorrei allora? mandare dei saluti. Ok. Prego. Allora, mando dei saluti a mio marito Melo Scalia, a Stefania, la signora Agata, tutto lo staff e tutta la mia famiglia. Va bene, d'accordo cara. E Ok. vorrei ascoltare gentilmente il brano di Roberta Bella, Di notte. Di notte, certo. Va bene, È arriva una tra sigla po'. che c'è mia nipote che vuole fare dei saluti. Ok. Grazie. Ciao bella. Ciao, voglio salutare mio zio Melo. Sì. Diglielo chi sei. Sono Greta. Greta, ciao. Pronto? Va bene Antonella, Ok. grazie mille. Ciao, ciao, bella. Ciao, Ciao, Melo, ti amo. Ciao, 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 alla prossima, ciao. Andiamo ancora avanti, le vostre telefonate 095 87 39 658. Nel frattempo devo salutare Alessio D'Agostino da parte di Alessia, la quale scrive che lo ama tanto, che è il suo amore più bello, che lo ama tantissimo, che voleva dedicare una canzone di Andrea Z. Voleva ok, va bene, adesso metteremo anche una canzone di Andrea Z. Intanto c'era anche un saluto. Allora, due miei carissimi amici che mi hanno scritto, Giacomo che manda un grosso bacio alla moglie Angela. Ok, va bene. Quest'altro salutino l'abbiamo fatto, sentiamo un po'. Pronto? Non era pronto. Andiamo ancora con un'altra telefonata. Intanto ricordiamo il numero 095 87 39 658. Pronto? È cascato, va bene. Abbiamo Rosalia, ciao mia cara, ciao cara. Salutiamo Rosalia Iello che saluta il suo amore Salvo Unitario, al quale voleva dedicare una canzone di Buon Natale. Ciao Rosalia, vediamo un po' se riusciamo anche ad inserire questa canzone che mi richiedi tu. Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno. Buongiorno, senta, volevo fare un saluto, una dedica per mio figlio. Sì? Come Con si chiama? chi parliamo? Chi è il... Sono Giusy da Palermo. Giusy da Palermo. E allora? Per il figlio, Giusy da Palermo, per il figlio, diciamo il nome di tuo figlio, Giusy. Certo, Giuseppe Ruiz Emanuele. Ok, perfetto. Cosa vuoi dire a tuo figlio? Che passi una giornata tranquilla e un saluto giunga anche da Giacomo e la sorella Ezia e che lo vogliamo tantissimo bene. Va bene, cara. Ok, senti, tu da Palermo hai sentito la scossa di terremoto? Ieri sera? Più che io l'ha sentita la mia piccola Maia, il cagnolino, che cominciò proprio a baiare, che era nella sua cuccetta. Dico, ma cos'hai? Cosa ti è preso? Non capivo cosa avesse ed era poi per questo, perché poi i cellulari sono andati all'impazzire, proprio ci siamo passati le voci e si è sentito pure a Palermo. Certo. E infatti Gli animali lo perché- avvertono prima. Sì, mi è arrivata anche questa notizia che a Palermo comunque si è sentito nel palermitano. Va bene, e c'è stato un po' di panico ieri sera in effetti comunque. Sì, molto panico, anche perché dico, siamo di nuovo al gennaio del 68. Ma poi con tutto quello che stiamo attraversando, con Ci l'ultimo mancava periodo. proprio questa era proprio l'unica cosa che mancava in tutto quello che sta succedendo. Non farci mancare nulla. Sarebbe L'unica anche cosa che io posso dire è che questa nascita di Gesù bambino ci porti bene e che ci dimentichiamo questo 2020 bruttissimo. Questo è un bellissimo augurio. È vero, dobbiamo avere sempre fiducia ed avere fede comunque in Dio, molta Quello fede. principalmente. Assolutamente. Fede. Va bene cara, grazie per anche a te per il tuo intervento, per la tua telefonata. E Ti grazie auguro. a voi per l'opportunità che ci date per mandare questi saluti. Grazie. cara, una buona Ci giornata. sentiamo, Auguroni, ragazze, e Ci bocca al sentiamo. lupo. Anche a te, ciao, alla prossima. Ciao. Ciao. È la notte che amo ascoltare pensieri, perché in quella pace la coscienza si fa sentire.
La notte in cui sola con me stessa percepisco meglio il frastuono del cuore, il ticchettio dell'ansia e del silenzio del mondo, perché la notte è un megafono di emozioni. Pronto? Di notte i miei pensieri corrono da te. Ancora un'altra lettera che parte e la tua foto dorme accanto a me. Ricordi e sogni a parte, t'aspetto, scalfando sulla mezza parte liette, che niente studo nada sigarette. Vorrei ridarti il sole, il bello di un amore, ti aspetta a casa chiagna e muore mille volte più, sempre più sola, rindello il sole, ti aspetta a casa chiagna e soffre mille volte più, senza amore, come ridono cuore, ti aspetta a casa prega tutte le giorni, solo per padre dell'astra vostra buttata, e chi t'aspetta per tornare a fare amore. Sto male, stirando due magliette in un pigiama, pensando che si incontrano rimane, chi sto più innamorato che avevo messo in mano, ti aspetta a casa chiagna e muore mille volte più, sempre più sola, rindello il sole, ti aspetta a casa chiagna e soffre mille volte più, senza amore, come ridono cuore, ti aspetta a casa prego tutte le giorni, solo per padre dell'astra vostra buttata, e chi t'aspetta per tornare a fare amore. Ti aspetta a casa prego tutte le giorni, solo per padre dell'astra vostra buttata, e chi t'aspetta per tornare a fare amore. Ciao amici, sono Ettore Ferri e vi aspetto qui su Bella Radio e Bella TV tutti i mercoledì alle ore 21 con tanti ospiti. Non mancate. Un bacio da Ettore Ferri. Tu parli così, tu mi fai sciampazzi, sei il sole dei miei giorni. Bella Radio.
e non ti può aspettare. L'amore quando arriva non la trova porta, tu ti può bussare. E vado per fare male, e vado cagno cuore, e non si tu a decidere, e tutto va così, non si può comandare. Con mano treno passa, tiene solo una fermata via. Non ti nascondo niente, ovvero pure la gente, quando sono pazzi di. L'amore vero esiste, me l'hai imparato tu, per me tu non sia vita, ma si qualcosa più. L'amore è una parola che non sape parlare, però in tuo silenzio quanta cose belle sape raccontare. L'amore vero esiste, se ti amo come Spot. Cerca Bella TV ed iscriviti al nostro canale ufficiale. Restate sempre aggiornati. Ogni giorno a qualunque ora. I nostri programmi. Cerca Bella TV. Interviste esclusive. Delle nostre interviste. Concerti live. Ed altro ancora. Ed altro ancora. Tutto all'interno del nostro canale YouTube. Tutto. Bella TV. Cercaci ed iscriviti. Se vuoi cavalcare l'onda del successo, affidati a noi di Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Dietro ogni impresa di successo c'è Bella Radio TV. Bella radio. Bella radio. Complice oramai di questa storia come una poesia, scriverò di te con il mio cuore quasi a vita mia. Diventa facile quando vicino ti vero amore, non vivo di illusioni come capitato tempo fa. Sei quello che non ho avuto mai, il sole dentro i giorni miei. Prima vivevo dentro al buio, chiuso in un dolore. Sei il mio presente e poi sarai il mio futuro se vorrai. Adesso sei la mia certezza e vivo del tuo amore. Sei come un tornado dentro me che spazza via tutte le mie incertezze e il male. Ma che donna sei, anche se accadrà che un po' di pioggia bagnerà il tuo amore, sarò sempre qui con un sorriso a regalarti amore. Sei così fragile che una parola dura può bastare per farti un livido che poi per sempre non cancellerai. Sei quello che non ho avuto mai, il sole dentro i giorni miei. Prima vivevo dentro al buio, chiuso in un dolore. Sei il mio presente e poi sarai il mio futuro se vorrai. Adesso sei la mia certezza e vivo del tuo amore. Leggerai il tuo nome negli occhi miei e per sempre tu resterai il mio amore più vero. Sei come un tornado dentro me che spazza via tutte le mie incertezze e il male. Ma che donna sei.
hai paura dell'amore? Io sto facendo tutta per dare forza e coraggio. L'amore non è fatta solamente che parola. Una carezza e un bacio, ci vediamo un altro giorno. Voglio sentirti mia, voglio una femmina vera, che la camera calore, camera non vera amore. Stai tremando, stai sudando, stai buttando a terra il mondo. Scappi via nelle mani, mi è rimasto il tuo foulard. No, non ne avere, non ci voglio credere ancora. No, non ne avere, ritorna, mo dice sto cuore. Non puoi buttare un amore nel profondo del mare. Forse un giorno capirai e da me ritornerai per stare sempre. Mo vivo che ricorda, cosa fanno sempre triste. Soltanto il tuo foulard, solo chi la me è rimasta. Fredda come sta vita, senza un significato. Te prego, scioglie sto gelo, fino a tu me. No, non ne avere, non ci voglio credere ancora. No, non ne avere, ritorna, mo dice sto cuore. Non puoi buttare un amore nel profondo del mare. Forse un giorno capirai e da me ritornerai per sempre. No, non ne avere, non ci voglio credere ancora. No, non ne avere, ritorna, mo dice sto cuore. Non puoi buttare un amore nel profondo del mare. Forse un giorno capirai e da me ritornerai per sempre. Franco Ricciardi lo abbiamo ascoltato con questa bellissima canzone. Ogni tanto fare ruotare delle canzoni un po' diverse Sì, fa bene, fa sì, bene. sì. Questa non l'avevo mai ascoltata. Cambiare fa bene, non ascoltare sempre la solita musica. Ecco, ogni tanto dobbiamo essere noi a scegliere. Andiamo Mi pare con giusto. la prossima telefonata 095 8739 658. Sono stata dal parrucchiere. Ora Bene. a primo colpo tu vai libero il telefono. Però sei stata fortunata. Sei stata fortunata. Sì, amore mio, ascoltami, ma è vero sto fatto del terremoto? Certo che è vero. Ma Sì, io sì, non sì. l'ho sentito, non lo so, forse è stato del Allora, sì, è stata avvertita la scossa, è stata avvertita in diverse zone della Sicilia. Adesso, insomma, tu con chi hai avuto modo di parlare questa mattina? Stamattina dalla parrucchiera me l'hanno detto. Oh, e quindi... Che lei stessa ieri sera si ci smuoveva un divano. E quindi vedi, a qualcuno comunque l'ha sentita anche a Caltanissetta. Di conseguenza... Io, la verità, non ho notato niente. Tu non l'hai Perché sentito, io però... sto fuori mano. Io pure sento sto, insomma. Molti comunque. Hai capito? Vabbè, guarda che Dio ce la mandi buona. È vero. Perché è la fine del mondo, guarda, è la fine del mondo. Ma guarda ancora no, per favore. Proprio adesso. Per favore, io ho un'ansia terribile. Proprio adesso no. No, ma anche no. Non abbiamo voglia. Dopo peste, capito? Non abbiamo voglia di... Non ti fare vincere dall'ansia, non ti fare vincere dall'ansia. Devi risorgere e risorge pure tutto il mondo. Brava Lia, brava tesoro. Sì, risorge tutto il mondo, Antonella. Vero. Va bene, Antonella, domani ci siete pure, no? Certo.
Va bene, allora un saluto a mia sorella con tutti i miei investitori, un bacione grande, a Antonietta, a Mariuzza e a nessuno più perché mi sono stanca. E a voi tutti allo studio con le famiglie. Un bacione grande a tutti. Io faccio gli auguri a tutti circolari, un abbraccio circolare per tutti e domani poi se ne parla. Va se bene. mi vuoi mettere Natale Galletta, ci appiccicammo e facciamo amore, ci metto, se no niente. Va bene, ok. Tesoro mio. Ciao, bene. l'importante è che ho preso la linea, a domani. Ciao, una buona Ti giornata. abbraccio, tesoro mio. Ciao, un bacio ciao grande. Giacia, Ciao, Ciao, bella. Gioia, ciao, ciao, ciao. Ciao, alla prossima. Andiamo avanti, ancora un'altra telefonata, dai, 095 8739 658. Sentiamo un po'. Pronto? Pronto? Pronto, Sì. buongiorno. Buongiorno Desiree, buongiorno Antonella. Ma buongiorno, Nino Scuderi. Sì, danne ossa. Ecco, vedi, t'ho beccato a volo. Sì, purtroppo non ho avuto modo in questi mesi di chiamare perché siamo strapieni di lavoro, quindi proprio ascolto ovviamente. Bravo. Assolutamente. Avevo mandato un messaggio alle 10:10, ma no, non l'avete letto. E ancora Siete no. intasati. Adesso vedo di leggere qualche messaggino perché è anche giusto. Io ho approfittato oggi questi 2 minuti per poter fare gli auguri intanto a tutti voi dello staff che siete unici ed inimitabili. Grazie. Ok. Poi ovviamente a mia moglie Agata con un bacione ti amo, gli mando un forte abbraccio, la mia famiglia tutta quanta, anche mio figlio da Londra che sicuramente se ci segue in streaming mi sta ascoltando. Ok. E tutti i miei colleghi dell'SDA, in particolare Cristian Mirabella, il fratello Mario e tutti quelli che mi conoscono, che siamo tanti. Abbiamo 200 persone che stiamo lavorando, come si dice, a motore. Senti, dammi il titolo della canzone. Ma a questo punto sotto Natale per tutti, tutta un po' di bella metterei Bella. Va bene, ok. Visto che Bella con Bella Radio, Bella è bella. E poi la canzone è bella. Va bene, Nino. Ok. Nino, Grazie ancora, buon lavoro. auguri a voi e famiglia. Ok, guarda che noi Grazie. ci saremo comunque anche a Natale. Siamo... Sì, lo so, Bene. sono collegato, vi sento. Non ho chiamato ma vi sento tutti i giorni, tu lo sai. Un bacione, Nino. Ciao Nino. Ciao, alla prossima. Ciao. Andiamo a leggere qualche messaggio. Il buongiorno per Alfredo del Popolo da parte della moglie Stefania e ancora per Andrea e Angelo Di Fazio da parte della loro mamma. Un altro saluto da Laura per il suo nonno Nuccio Fuselli, gli zii Orazio e Nino. Ti vogliamo tanto bene, Laura e Salvo. Abbiamo un saluto da parte di Giovanni Raimondo per il cognato Cerami Roberto, Daniele Bonaventura e Antonio Faro. Altro saluto arriva per il figlio Grasso Carlo, ma la mamma appunto ha chiamato, mamma Daniela, da papà Cosimo. Abbiamo un saluto da Chetti per il suo amore, Vito Cunsolo, anche lei comunque ha telefonato. Ciao, sono vediamo chi, allora Marco Campisi, e volevo dire a mia moglie che tutta la mia vita per te Francesca, ecco, per Francesca. Abbiamo un altro bacio, vediamo per chi, per papà Nuccio Fuselli e i fratelli Orazio e Nino da parte di Rossella, e un abbraccio arriva da parte della moglie, la figlia Giuseppa, per Pippo. Altro saluto, lo facciamo dopo? No, andiamo su Orazio Leonardi, il quale ha chiamato e dice: mi saluti per favore mio fratello Di Mauro Concetto, Fiocco Maurizio, Nunzio Caltabiano e tutti gli altri amici. Altri bacioni per Agata dal cognato, da parte di Agata, bacioni per Agata, per il cognato Giuseppe Petralia, per tutti i colleghi della SDA. Ecco, è lui, Nino Scuderi, eccolo il tuo messaggio, va bene. Santi Scuderi con Bella. Ma sta serena che sta nella mia, quando cammina per me che zavio, solo pensiero di te mi fa morire. Bella, forse che sei una stella, quel fisico perfetto, ma fatta innamorare stasera. Bella, a te non manca niente, voglio stare con te fino all'eternità. Sotto stelle bella ci va, sotto stelle bella ci sfogliava. Non per negarci questo amore, per me te portare questo cuore.
nessuno ci può sentire. Non mi nascondo da quando stanotte, canzimo io te faccio e forza. Si mi tiene una paura forte, lascia le strade solo la notte. Non mi tiene più stimane sotto, non ti porti lontano. Bella, forse che sei una stella, quel fisico perfetto, ma basta innamorare stasera. Bella, a te non manca niente, voglio stare con te che finale so te stelle bella ci vasa, so te stelle bella ci sfuglia. Non prende che esce che sta morendo, ormai devo portare sto cuore. Facciamo amore, dimmi di sì, niente nessuno ci può sentire. Non mi nascondo da quando stanotte, canzimo io te facciamo e forza. Si mi tiene una paura forte, lascia le strade solo una notte. Non mi tiene più stimane sotto, non ti porti lontano. Bella, forse che sei una stella, quel fisico perfetto, ma fatta innamorare stasera. Non prende che esce che sta amore, ormai devo portare sto cuore. Bella. Ogni sabato e domenica. Bella è qui per accontentarti. C'è un videomessaggio per te. Invia adesso il tuo videomessaggio al 388 82 92 885. E il sabato e la domenica andrà in onda su Bella Radio TV. Ogni sabato e domenica. Bella è qui per accontentarti. C'è un videomessaggio per te. Bella Radio. Vento che passa correndo, spazzando una pianta gelata città. Passano uscite i pensieri, ma tu resti viva non può cancellare. Sti muri ne riponne raccontare. Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi. Io ascolto sempre solo Bella Radio. Bella Radio. A tutte le ore. Bella è sempre con te. Bella Radio. Spot. Nella storica fiera di Catania, la gioielleria di Torrisi Alberto sconta gioielli ed orologi al 50%. Offerta del mese per tutte le coppie che si amano. Coppia Fedine a soli 100 euro più un orologio in omaggio. E se vuoi stupirti ancora di più, vieni a trovarci nella centralissima fiera di Catania in via Luigi Castiglione 2A. Gioielleria di Torrisi Alberto ti aspetta. Da una scintilla nasce una meraviglia. Fire Sud. I tuoi fuochi d'artificio. Fire Sud è il punto vendita in grosso e dettaglio di materiale pirotecnico di alta qualità per ogni esigenza. Personale qualificato vi consiglierà sull'acquisto, l'uso e i diversi effetti pirotecnici. Alla Fire Sud c'è uno speciale assortimento di articoli per compleanni e matrimoni. www.firesud.it. A Catania in via Palermo 72, Fire Sud. Piccole e grandi magie. E a Zafferana Etnea in via Roma 105. Offertissima! 100 colpi modello alto a 35 euro. Offerta valida per tutti i venerdì del mese di dicembre. Fenomenale! Al Centro Colori, offerte come se piovesse. Fino a Natale, fondo da 13 litri, un vento di sabbia da 5 kg colorato più glitter e un pannello per vento di sabbia a solo 39,90 euro. Centro Colori Store, a Catania in via della Concordia 142 e a Giarre in via Luigi Sturzo 34. Davvero fenomenale! Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Perché noi ci mettiamo il cuore. Bella Radio. Sono le 12 e 1 minuto. Questo appuntamento è offerto da
Le case sono fatte per viverci e per essere guardate. Maem Edil Ceramiche. A Catania, via Cronato 42C. Info 095 36 15 14. Realizziamo progetti in forma virtuale per la casa dei tuoi sogni. Se devi vendere o acquistare un immobile, affidati a veri professionisti. Agenzia Medio Casa di Ciaramella Maria Grazia. Contattaci 095 836 6924. Si rinnova l'appuntamento con l'informazione regionale. Bentrovati da Gianluca Virgillito e dalla redazione di Antenna 1 Notizie. Intorno alle 21:27 di ieri sera, martedì 22 dicembre 2020, è stata registrata una forte scossa di terremoto nella Sicilia orientale. Il sisma, localizzato dalla sala sismica INGV Roma di magnitudo locale 4.6 e magnitudo momento di 4.4, è avvenuto nella zona della costa ragusana. Il terremoto è stato avvertito in particolare dai comuni di Acate e Vittoria, oltre che naturalmente in tutta la provincia di Ragusa. Paura anche a Siracusa, Catania, Agrigento, scossa percepita anche nel Palermitano. La regione siciliana ha immediatamente avviato il dialogo con il prefetto di Ragusa per monitorare la situazione. Al momento non sono stati registrati danni a persone o cose. 25 le denunce destinate allo stesso numero di persone delle zone peloritane responsabili o parenti di quest'ultimi di reati di mafia che percepivano illecitamente il reddito di cittadinanza. Scatta anche il sequestro di circa 330.000 euro che erano stati erogati ingiustamente ai coinvolti, poiché condannati a titolo definitivo nell'ultimo decennio. Si tratta di crimini quali estorsione, usura, traffico di sostanze stupefacenti, voto di scambio, maltrattamento, organizzazione di competizioni non autorizzate di animali. I soggetti fanno parte di molti clan messinesi. Questo è quanto scoperto dalla Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Messina, insieme all'INPS, nel corso delle indagini sul caso. La prima fase della campagna vaccinale anti-Covid-19, programmata per il 27 dicembre 2020 in tutta Europa, vedrà coinvolte 685 persone in Sicilia. Il giorno del vaccino si terrà all'ospedale civico di Palermo, verranno coinvolte le rappresentanze di tutte le aziende sanitarie isolane. Dal 28 al 30 dicembre prossimi le delegazioni provenienti dalle altre province approderanno nel capoluogo siculo. E una giovane era positiva al coronavirus da 22 giorni, ma suo padre non lo sapeva, in quanto il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP6 di Palermo aveva dimenticato di attivare la procedura per chi è contagiato e non aveva inviato nemmeno il referto alla famiglia. La figlia è uscita insieme al papà nei centri commerciali del capoluogo siculo, non consapevole della sua positività. Infine parliamo del piano amianto nell'isola. Il sindaco Gambino di Caltanissetta: non lo vogliamo al centro della Sicilia. Il primo cittadino sbotta difendendo il proprio territorio, annunciando battaglia congiunta con gli altri sindaci dei comuni interessati agli interventi regionali previsti in tale ambito. Ho convocato per domani, annuncia Gambino, la conferenza dei sindaci per la sanità pubblica per difendere il nostro territorio da questo piano scellerato. E con quest'ultima news termina questa edizione del nostro Radio TG. Da Gianluca Virgillito, buon proseguimento sulle nostre emittenti.